Dietro le nostre spalle il risultato di 55-12 può spiegare molto bene quello che è stato l'andamento della partita, ma al di là del risultato, come hai visto le ragazze della Redissima Villorba? Presupponendo che noi non ci accontentiamo mai, quindi anche oggi dobbiamo rivedere qualcosa che non è andato nel verso giusto. Credo che anche un po' il cambio, il turnover che abbiamo fatto comunque ha dato dei risultati interessanti. Abbiamo un gruppo su cui lavorare che ci sta dando soddisfazione sicuramente, anche chi ha giocato oggi dall'inizio rispetto alle, chiamiamole forse titolari, hanno dato un gran bel contributo e siamo sicuramente contenti di quello che hanno fatto oggi in campo. In generale tutta la squadra, comunque il risultato è molto buono, Treviso comunque è una squadra che sta crescendo, che merita comunque rispetto e credo che noi abbiamo approcciato bene comunque la partita, l'abbiamo fatto per buona parte, ecco. Mi dispiace in alcune fasi non essere riusciti a concretizzare, ad essere andati in meta. Sì, ci sono state due tenute alto, sono state brave lì le ragazze del Panthers a difendere bene quelle situazioni. Sicuramente sì, ci rivediamo noi nell'essere un po' più cattive, determinate, nell'andare a scacciare la meta, è un piccolo tassello che può aiutare molto a fare la differenza e quindi ripartiamo da martedì 0-0 e si ricomincia. Ecco, dicevi turnover, hai cercato anche di sperimentare qualcosa? Sì, oggi abbiamo sperimentato qualcosina. Qualche posizione nuova per alcune, no? Sì, abbiamo messo la Beatrice Capomaggi anche all'apertura, sì. È una cosa che stavamo valutando anche con lei da diverse settimane, oggi si è presentata l'opportunità. Rientrava da qualche settimana, vero? Sì, lei aveva giocato poi sì, a Roma. Però poi si era allenata sì e no, comunque è una ragazza su cui facciamo molto affidamento, ma come d'altronde tutto il gruppo lo teniamo in considerazione perché ognuna può essere importante e protagonista nella stagione che stiamo facendo, quindi io sono comunque contento. Beatrice ha giocato bene quando è entrata, anche Alice sta crescendo molto bene, sono tante ragazze 2006-2004 in squadra e credo che questo sia il segnale più importante. E c'è anche Piazza, no? Sì, ci puoi descrivere un po' le sue caratteristiche? Sicuramente con lei stiamo giocando bene in prima linea, ma in generale è il lavoro della mischia che stiamo facendo che sta funzionando molto bene. Siamo contenti anche delle touche dove siamo cresciuti parecchio e quindi le fasi statiche, le fasi di conquista noi le curiamo particolarmente, abbiamo una certa attenzione. Sono contento di lei, si sta ambientando e ogni volta che si cambia squadra non è facile, però vedo che piano piano sta entrando anche lei nei nostri meccanismi, si sta ambientando con il gruppo e quindi bene, positiva. Era già positiva settimana scorsa a Roma, anche oggi quando è entrata ha dato il suo contributo. Adesso voi praticamente rimanete in testa alla classifica, al di là di tutti i risultati che possono capitare, favoriti ovviamente dal fatto che il Cornollo ha 4 punti di penalizzazione. Diciamo che si sta evidenziando insomma il terzetto che combatterà per i primi 2 posti. Sì, è una lotta importante quest'anno, siamo punto a punto e c'è anche Milano che comunque è nel gruppetto di testa. Credo che questo faccia solo bene al movimento. Noi da parte nostra domenica prossima abbiamo uno scontro importante, dobbiamo giocare a Valsugana e vogliamo fare una gran bella prestazione. Anche perché lì insomma si giocano a punti pesanti proprio per il discorso insomma che è una lotta a 3 come si diceva prima. Sì, ogni punto conta ed è molto molto importante, perciò andremo lì con la determinazione di voler fare la partita e di portarla a casa. Ascolta, c'è stato questo cambio diciamo a livello di nazionale. Come l'ha preso l'ambiente così in generale dei tecnici che seguono le squadre femminili? Siete già entrati in contatto con il nuovo commissario tecnico? Come avverrà la cosa? Al momento no, non siamo ancora entrati in contatto, presumo che insomma sarà una cosa che faremo prossimamente e penso che insomma faccia parte un po' dell'attività della federazione, monitorare, scegliere quelli che possono essere i tecnici migliori da dare al movimento e dare alla nazionale. Sicuramente Roselli viene da un percorso importante, fatto sia con le Under 21 con le Under 20 con le Zebre, quindi sicuramente potrà dare un grandissimo contributo. Un suggerimento diciamo a un neofita per quanto riguarda l'ambiente femminile, cosa ti senti di dirgli? Ma allora credo che
loro sappiano cosa fare sicuramente. Se dovessi dare un consiglio è quello di seguire le partite il più possibile, seguire anche le squadre, venire ai club, perché solo respirando l'aria degli allenamenti del club si può apprendere, si possono avere dei confronti e quindi anche recuperare tante informazioni utili da poi trasferire con le ragazze, perché è un mondo ovviamente che deve essere conosciuto e credo che per farlo bisogna mettersi dentro anche nel contesto dei club per avere una panoramica completa. Però sono sicuro che avremo questa opportunità a breve. Noi sicuramente lo aspettiamo che Villorba. 2 mete qui a Villorba, un'analisi della partita da parte tua. Sì, il primo tempo è stato un po' altalenante, abbiamo concesso la seconda parte del primo tempo, abbiamo concesso tante mete facili derivate da una scarsa volontà nel placcaggio o qualità nel placcaggio, e contro una squadra con questa cilindrata è difficile poi da recuperare. Finire il primo tempo 27-5 è una partita che è già indirizzata e mi aspettavo qualcosina di più, ecco, a livello di qualità del gesto tecnico durante la parte centrale della partita. Comunque, come sta proseguendo questa fase del campionato per voi? No, bene, siamo diciamo contenti, perché comunque vediamo tante cose positive e il nostro grande focus in questo momento è la consistenza con la quale scendiamo in campo. Stiamo mettendo prestazioni buone, altalenate da prestazioni non di livello. Una squadra come la nostra non può permettersi questo tira e molla, quindi dovremmo fare un esamino di coscienza e guardare in quello che siamo stati bravi e in quello che dobbiamo invece migliorare a livello di consistenza della prestazione. Adesso, se non sbaglio, la prossima giocherete a Monigo, giusto? Sì, giocheremo a Monigo sabato 21 in casa contro Torino. E lì sarà una bella partita interessante anche. Sì, è una partita che interessa il nostro campionato, è una partita che per noi è non dentro o fuori, ma è una partita che sappiamo essere importante, sappiamo è una squadra di livello, anche loro stanno facendo il loro campionato, hanno una squadra con gli avanti di buon livello, quindi dovremmo essere bravi a non concedere troppe opportunità di poter venire alla nostra metà campo.